Francesco Corgiolu, che è assente per motivi di lavoro, e degli animatori dello spazio dedicato alla cultura sarda, conosciuto come Sardus Time, io Pierluigi Troncia, Gabriele Occhedu ed Eros Pirasua, che è alle macchine in questo momento. Ebbene, vi diamo il benvenuto. Benvenuti a quest'Atobiu, come si direbbe in sardo. È dedicato all'identità di Sant'Antioco e al fondo cosiddetto di Luisa Orru, della scienziata studiosa Luisa Orru. Diamo il benvenuto ad Andrea Locci, che è studioso di tradizioni popolari, autore del libro Folklore in Sardegna, e Oscar Sanna, presidente dell'Associazione Culturale Sant'Andrea di Gonnesa, studioso sempre nello specifico delle tradizioni del suo territorio, del territorio che lo vede nascere, e poi soprattutto sta diventando famoso e accreditato come collezionista. Sì, accumulatore seriale di abiti antichi sardi, sì. Qualcuno lo definirebbe collezionista, ma lui preferisce accumulare. Si è portato avanti col lavoro. Comunque, vi auguriamo di divertirvi, vi auguriamo di trovare tutto interessante come l'abbiamo trovato noi, e soprattutto vi ricordiamo che la prossima domenica ci sarà un altro incontro, sempre questa volta dedicato nello specifico agli abiti sardi della tradizione sarda, e vi assicuro che sarà, non vi voglio anticipare niente, seguite la pubblicità sui nostri social, sui social del Calderone e del gruppo Sardus Time, degli animatori. Bene, buon lavoro, grazie a tutti, divertitevi e lascio la parola ai nostri relatori. Pronto? E allora iniziamo. Buonasera a tutti. Io voglio ringraziare ancora una volta, questa è la terza volta che mi ospitate, il Circolo Arci del Calderone, Sardus Time, appunto per avermi esteso l'invito, e tutti voi per aver scelto, insomma, di passare con noi questa serata. Speriamo sia interessante per tutti. Dunque, un anno fa, nella mia ultima conferenza, vi avevo anticipato di aver trovato del materiale molto molto interessante per quanto riguarda le tradizioni popolari di Sant'Antioco. In effetti, come dire, dopo tanti anni di ricerca ho avuto la possibilità di accedere a questo fondo Luisa Orru, e il secondo lavoro che ho avuto la possibilità di vedere e di studiare è appunto una tesi di laurea che riguarda il territorio di Sant'Antioco. Insomma, mi sono accorto che davvero c'erano delle informazioni molto molto interessanti, quindi ve l'avevo annunciato un anno fa e oggi siamo qui insieme a Oscar per presentarvi questo importante lavoro. Devo dire che per me quest'ultimo anno è stato davvero molto molto interessante, perché, come vi ho accennato, ho avuto la possibilità dopo tanto tempo di accedere a questo tipo di materiale, e sto visionando e continuerò a visionare tanto materiale di tante comunità della Sardegna, materiale che riguardano diversi argomenti, tra cui anche le feste e le tradizioni popolari di queste comunità, insomma. Parleremo nello specifico di una tesi di laurea fatta dalla signora Gregoria Monni, che abita a Carbonia, vero? Adesso sì. È tutta la vita, e è una tesi di laurea fatta sotto la direzione della professoressa Enrica De Vitala dell'Università di Cagliari, e ha fatto proprio una vera e propria ricerca sul campo, cioè andate a intervistare delle persone di Sant'Antioco nello specifico, e insomma le ha intervistate e ha scritto, insomma, le notizie che riguardavano appunto Sant'Antioco. Questa tesi di laurea in effetti riguarda quattro comunità, cioè la
comunità di Sant'Antioco, Gonnesa, San Giovanni Suergiu e Porto Scusa. La presenza di Oscar oggi è importante per due ragioni principali, legate alla condivisione, legate anche al confronto. In effetti, come vi ho detto, è la seconda tesi di laurea che visionavo, quella che riguarda Sant'Antioco, Gonnesa, eccetera, eccetera, e avevo bisogno di un riscontro e ho chiamato subito Oscar per avere un confronto, per farmi dire se effettivamente erano tradizioni che esistevano ancora, se nel frattempo erano state perdute, eccetera, eccetera. E poi anche perché Oscar ha vissuto l'esperienza di Arrugas. Arrugas è una manifestazione culturale che è stata organizzata dall'Associazione Culturale Fedora Puzzo di Selargius, nella quale si sono confrontate due comunità, appunto Selargius e Gonnesa, e si sono confrontate anche grazie al materiale che ho passato a loro delle tesi di laurea che riguardano queste due comunità. Ora, prima di iniziare con le slide, cedo la parola al mio collega per i saluti. Collega, buonasera a tutti. È bello di essere qui ospite vostro. 2 anni fa siamo stati qua, se non sbaglio, per parlare di esperienze legate alle tradizioni popolari, e questa volta, quando Eros ci ha invitato, gli ho detto ok, va bene, però dobbiamo parlare di qualcosa di più inerente a Sant'Antioco, e quindi quale migliore occasione per presentare questa tesi che Andrea ha detto che ha recuperato, e ha detto la seconda tesi che ha visionato, la prima era quella del suo paese, la seconda, immaginate perché, quella di Gonnesa, perché pressavo. Andrea, guarda quella di Gonnesa, e alla fine si è rivelata una miniera di informazioni. Tesi, come diceva prima Andrea, scritta dalla signora Gregoria Monni, che anche questo, per riuscire a recuperare la signora Monni abbiamo smosso Marie Monti e maestre della vecchia scuola in tutti i sensi. Quindi siamo riusciti a metterci in contatto anche con l'autrice della tesi, che è rimasta molto sorpresa dal fatto che nel 2025 ancora ci fosse la sua tesi disponibile e che fosse utilizzata anche per questa serie di manifestazioni, di eventi, e quindi è stata molto contenta di questa mia chiamata e ci ha detto utilizzatela pure, mi fa molto piacere, anche perché nella tesi che abbiamo ritrovato è una copia che appunto fa parte del fondo Luisa Orru, però non contiene le immagini, quindi speriamo che la signora Monni trovi la sua tesi originale, anche perché all'interno della tesi, man mano che scorriamo le pagine, c'è scritto vedi foto, quindi se riusciamo a recuperare anche queste foto può essere un valore aggiunto per il lavoro che stiamo portando avanti. Come diceva Andrea, documentazione che ci è servita anche per ridare vita a tutta una serie di tradizioni popolari che si erano in parte dimenticate e in parte proprio mai conosciute. Per esempio, faccio l'esempio di Gonnesa, anche perché questa tesi ci permette anche di fare un parallelismo tra le varie comunità dell'area dell'Iglesiente e del Sulcis, notizie che appunto riportate ai giorni nostri molte persone hanno sotto un pochino il naso, che non è vero, che erano tutte invenzioni. Invece alla fine della tesi una delle cose interessanti è che la relatrice della tesi riporta anche nomi e cognomi delle persone che sono state intervistate durante la sua inchiesta, e quindi dà ulteriore conferma di quello che la Moni in questo caso ha raccontato sulle comunità dove andremo a parlare oggi. Evento che è quello di Arrugas, che raccontava Andrea, che ci ha permesso di ridare vita, quindi di rendere tridimensionale e di riproporre quello che raccontava appunto la tesi. Quindi si è riportata in vita la candelora secondo i rituali antichi che non si facevano più ormai a Gonnesa, perlomeno subito dopo il secondo dopoguerra, o il carnevale con le maschere, che nonostante ci fossero già degli studi e tuttora gli studi sulle maschere di Gonnesa stanno andando avanti, ulteriori informazioni e conferme le abbiamo avute anche tramite il libro, la tesi appunto della Monni, e varie altre poi notizie che comunque, se non fosse stato per questo documento, sarebbero andate completamente perse nella memoria, anche perché come capitava appunto nelle interviste, si intervistavano persone che negli anni 70, fine anni 60 avevano 80 anni, quindi
Diciamo che sono notizie di prima mano che vengono poi riportate e riscoperte appunto per questo lavoro. Quindi Andrea, iniziamo. Comunque saremo brevi, 7-8 ore e poi finiamo tutto. Tutto, vi leggiamo tutta la tesi, passo per passo. Allora, comincio col dirvi di che cosa parleremo oggi, degli argomenti. Parleremo di chi era Louis Orru, di che cosa si compone questo fondo studi, parleremo della struttura di questa tesi che riguarda anche Sant'Antioco e poi abbiamo scelto con Oscar di parlarvi di 3 festività importanti. Uno è la Sagardelona, l'altro è il Carnevale e l'altro ancora sono festeggiamenti legati alla Pasqua o comunque rituali legati alla Pasqua. Abbiamo scelto anche di parlarvi qualcosa che stava al di fuori della tesi, cioè dei documenti che abbiamo trovato del 500 e del 600 che riguardano la festività di Sant'Antioco, e per finire una sorpresa, una sorpresa legata proprio al materiale che abbiamo trovato su questa tesi, che per me, che faccio il ricercatore di tradizioni popolari da tanto tempo, è davvero molto rilevante, diciamo quasi una rarità. Allora, partiamo. Luisa Orru è nata a Quartuccio, era una mia concittadina nel 94, ci ha lasciati troppo presto nel 98. Si è laureata in linguistica sarda all'Università di Cagliari nel 69. Durante la sua carriera ha rivestito diverse posizioni. Dal 94 è stata socia della Società Italiana di Antropologia Medica e poi dal 95 al 97 ha fatto parte del comitato scientifico dell'ISRE insieme a professor Lilliu e professor Angioni. Io ho conosciuto Luisa Orru tramite questo libro, ero ancora, come dire, stavo ancora facendo ricerca per scrivere il mio libro e in una libreria trovai questo libro, l'ho preso subito, devo dire che ho fatto benissimo perché si tratta di un libro che contiene davvero una marea di informazioni. Da qui sono riuscito, da qui vedevo le tesi di laurea che io però per 10 anni non ho potuto controllare perché diciamo che stavano in un posto sbagliato, stavano all'interno di un ospedale. Poi fortunatamente uso questo materiale, è stato convogliato presso l'Università di Cagliari e io dall'anno scorso, come vi ho detto, ho avuto l'opportunità di accedervi. Perché è importante questo? È importante trovare questo materiale perché se qui si parla solo del Carnevale, nelle tesi di laurea si parlava anche di altre festività, no? Quindi l'anno scorso, quando ho potuto accedere a questo fondo Louis Orru, insomma, era davvero contento e insomma il materiale che guardavo era davvero molto interessante. Questo l'ho appena detto. Le sue ricerche, cioè le ricerche di Louis Orru, ovviamente non riguardano solo il Carnevale, riguardano tantissime altre cose. Lei si è interessata delle feste non religiose, delle feste religiose, della Pasqua, ma soprattutto diciamo che per il 95% del suo fondo si è occupata della condizione della donna all'interno della società tradizionale e devo dire che molte delle sue ricerche sul campo, ricerche fatte dalle sue studentesse, dai suoi studenti e da lei stessa, sono state fatte nel Sulcis. Ho trovato parecchi documenti di questo, quindi la condizione della donna in Sardegna, il mondo dei sallevadoras per esempio ha sondato molto bene, i pani tradizionali, la medicina popolare, tutti temi insomma densi davvero di significato insomma per chi è interessato a queste tematiche. Il 15 dicembre scorso a Quartuccio ho organizzato un incontro per ricordare appunto la figura di Louis Orru e ho
chiamato le due persone che custodiscono ormai questo lavoro, due archiviste, e ci hanno detto che si tratta del fondo studi più grande d'Italia. Tant'è vero che sono dovute andare all'estero per poterlo catalogare al meglio e renderlo il più fruibile possibile. Andiamo avanti. Queste tesi di laurea, raccolta dalla professoressa Orru per lo studio del carnevale, partono da interviste, come vi abbiamo detto, come vi farò vedere più avanti. Persone anziane o anche persone sui 50 anni, intervistate tra la fine degli anni 60 e inizio 70, ha raccolto materiale su almeno 170 paesi di tutta la Sardegna. Ciò vuol dire che 170 comunità della Sardegna hanno la possibilità, come voi oggi, di entrare in possesso di nuovo di quello che è la cultura sviluppata all'interno della vostra comunità, no? Quella che vi appartiene più da vicino. Allora, questa è la copertina della tesi, vedete, tesi di laurea di Gregorio Amonni, relatore Enrica De Vitala, ed è dell'anno accademico 73-74. Ciò vuol dire che le persone sono state intervistate nei primi anni del 70. Partiamo da notizie generali che riguardano Sant'Antioco, ma che ci offrono comunque la dimensione di come questo territorio è stato stravolto, no? Dall'industria e da tante cose che sono successe. Si inizia con delle informazioni generali, però mi concentro un po' più giù. La popolazione raggiunge le 11.227 unità, di cui il 50% si dedica al commercio e alle attività terziarie, il 35% all'industria, il 15% si divide tra pesca e agricoltura. Inizi anni 70, il 15% si interessava di pesca e agricoltura. Fino al 38 gli abitanti si dedicavano esclusivamente all'agricoltura e alla pesca, quindi potete immaginare qual è lo stravolgimento che ha dovuto subire la vostra comunità in quegli anni. Ovviamente qui ci sono informazioni che riguardano la Baroid, la Sardamag, eccetera, eccetera, però altre informazioni importanti ce le abbiamo qui. Diciamo che per la Sardegna potrebbe rappresentare anche una rarità il fatto che dei pescatori o degli agricoltori si riunissero in cooperative. I pescatori di questa cittadina, che prima lavoravano per conto proprio, si sono uniti in cooperative, migliorando la propria condizione economica e sociale. I falegnami precedentemente distribuiti in cooperativa hanno addirittura formato una SPA, la Concordia, per la produzione di mobili da vendere in varie ditte. Poi parla del porto di Sant'Antioco. Oggi Sant'Antioco esporta vini, sale, minerali, argille, ossido di magnesio ed importa grano e carburante per le industrie. Ecco, queste sono delle informazioni generali per quanto riguarda Sant'Antioco. Questi sono gli informatori a cui la Gregorio Amonni ha chiesto delle informazioni. Vedete, c'è il nome e cognome, che cosa facevano nella vita e poi anche l'età. Dalle altre tesi di laurea che ho visionato non sono nomi o cognomi, non sono persone scelte per caso, ma sono scelte mirate che hanno fatto. Per esempio per Sydney è stato scelto Don Cadeddu, che era un esperto delle tradizioni popolari. Anche qui compare comunque un sacerdote, non so se ve lo ricordate, questo Don Orlando Andrea. Non so se conoscete gli altri Agus Daniele, Borgo Mario, eccetera, eccetera. Comunque queste sono le persone che hanno fornito le informazioni per quanto riguarda Sant'Antioco. E adesso parliamo di questo macro argomento che è Sagandelora. Diciamo che anche per me era un argomento
piuttosto nuovo, nonostante a Quartuccio si celebri, però si era persa l'essenza di questa ovviamente cristiana, ma che ha origini anche nella religione ebraica e ancora prima nelle religioni pagane. Che cosa si festeggia per Sa Candelora? Io per esempio sapevo solo che era la presentazione di Gesù al Tempio, invece è anche la purificazione di Maria. Ma che cosa aveva la Madonna da farsi purificare? In molti mi hanno detto questo. In effetti, trattandosi di una tradizione anche di origine ebraica, il sangue perso durante il parto era considerato impuro. Quindi, secondo la religione ebraica, la donna che aveva partorito un figlio maschio doveva restare a casa senza uscire per 40 giorni. Mi fa piacere che... Mentre invece, per quanto riguarda le donne che partorivano una femmina, erano 80 giorni. Per la religione ebraica. Per la religione cristiana invece sono 40 giorni per tutti. Questo comunque ci dà la dimensione che siano, come dire, delle religioni dove si riflette un'antica visione patriarcale, no? La donna che veniva considerata impura, addirittura anche la Madonna. In questa festa poi compare il simbolismo delle candele, no? La luce, la purezza. E in Sardegna tutti questi riti ovviamente, come tutte le cose, vengono fatti propri, digeriti e in alcuni casi anche cambiate. Ce ne parlerà sicuramente Oscar più avanti. Compaiono delle persone, priorissas, priorissetas, in certe comunità priorissa manna, insomma ci sono queste diversificazioni tra comunità e comunità e avevano un ruolo ben definito sia durante la festa ma anche tutto l'anno. Adesso cedo la parola a Oscar che ci dirà qualcosa in merito appunto alla comunità di Sant'Antioco confrontandole con le altre comunità della... Okay. Allora, adesso cerchiamo di immaginarci, quindi circa quasi 100 anni fa fondamentalmente, il periodo di riferimento un po' è quello, ed è quello che ci racconta anche poi la tesi ed è il paragrafo dedicato alla Candelora. Quello che vediamo nelle foto è la riproposizione che io ho fatto per Gonnesa durante la manifestazione che abbiamo fatto a Seradius, appunto a Rugas, e in questo caso per Gonnesa, che si differenzia veramente poco dalla tradizione di Sant'Antioco, abbiamo riportato Sabriola Manna, che è quella che porta il cesto con le candele, che in questo caso è anche ospite nostra oggi. Poi abbiamo la vice priora, che da noi si chiamava Sasuta, che anche qua a Sant'Antioco viene riportata così, e le due ragazze con il velo sarebbero Ispriolissedasa, cosa che non ho ad esempio riscontrato qua a Sant'Antioco. Sabriola era quella che poi si occupava di portare le candele, che organizzava sobreria, eccetera, eccetera, che adesso vi racconto. Per quanto riguarda Sant'Antioco, quindi abbiamo la festa del Sa Candelora o Nostra Signora di Scandelas, però ho trovato una cosa molto interessante, che a Sant'Antioco il simulacro della Madonna della Candelora veniva chiamata Nostra Signoretta, la nostra piccola signora, ed è una cosa che mi ha fatto sorridere perché ad esempio non l'ho riscontrato in altri paesi, che venisse dato un ulteriore nome al simulacro della Madonna. Non so se sia tuttora conservato in Basilica e viene ancora utilizzato, però chi si occupava di organizzare questa festa? Fondamentalmente la festa era organizzata dalla confraternita da Confraria, che era solitamente quella dedicata, intitolata alla Madonna del Rosario. Non so se tuttora esista la confraternita della Madonna del Rosario, e all'interno poi della confraternita della festa veniva eletta Ispriolissas, che era la parte femminile della confraternita. La confraternita vestiva un saio bianco, solitamente con un cappuccio, una mantellina, se era della confraternita del Rosario con la mantellina nera,
e un legaccio ai fianchi, quindi praticamente l'abito dei domenicani. La confraternita essenzialmente era strutturata da sugravarium, cioè colui che aveva le chiavi, che era praticamente il rappresentante quasi della confraternita, poi avevamo superiori, cioè il priore che fungeva anche da cassiere, e poi avevamo sandaroli, questa figura che adesso poi vi racconterò. Quindi il primo fungeva da presidente, il secondo da segretario, da tesoriere, e l'ultimo aveva il compito di avvisare i confratelli quando c'erano dei funerali o delle manifestazioni a cui dovevano partecipare, oppure in caso di riunioni. Quindi per quello Sandaroli, che andava e tornava. Come vi dicevo prima, erano devoti alla Madonna del Rosario e partecipavano a tutti i funerali, accompagnavano quindi tutti i morti in cimitero e a tutte le manifestazioni pubbliche e religiose, anche delle altre processioni, e venivano pagati. Solitamente venivano pagati o da un'offerta data dalla famiglia, ma in questo caso anche a Sant'Antioco ricevevano 200 lire dal comune ogni anno. Venivano pagati più o meno fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale, poi il comune interrompe questa usanza. Durante i funerali, perché comunque fungevano anche cioè, andavano anche a casa del defunto, ascoltavano, l'accompagnavano. Infatti nelle foto d'epoca spesso si vede la figura la presenza della confraternita. Durante i funerali, ad esempio, Suvriori aveva un bastone con l'insegna in argento di San Domenico e della Madonna del Rosario. Sugravario invece aveva un bastone a forma di croce con dei nastri di seta neri che appunto gli stati a lutto, e Sandaroli portava il Cristo coperto da un drappo bianco, e quindi, come vi dicevo, venivano pagati. Il giorno della Candelora, visto che venivano pagati per tutte le manifestazioni, prelevavano i soldi dalla cassa per comprare le candele, per poterle poi offrire anche alle persone che non potevano permettersele, e poi anche per comprare le offerte che venivano fatte per la messa, oltre che tutta la parte femminile, oltre a quella della parte femminile, Tessa Priora, che si occupava di preparare il pranzo per il prete e per tutta la confraternita, e di organizzare poi sobreria, che doveva organizzare poi tutta una serie di dolci che venivano portati durante la manifestazione, durante poi la celebrazione. Quindi preparavano tutte queste cose che vi ho detto. Era strutturata come Sabriora, quindi quella che organizzava la festa, la vice che si chiamava Sasuta, cioè che stava sotto Sabriora, e poi Sabriora organizzava Isovreriasa, cioè il comitato che si occupava di organizzare la festa, e Isovrerasa si occupavano di preparare il pane e spirichitus da portare durante la festa il giorno dopo, per il 2. Quindi solitamente qua a Sant'Antioco ho riscontrato che il comitato era formato solitamente da 7 a 10 donne che si occupavano di organizzare questa festa. Questa cosa mi ha fatto sorridere, perché è una cosa molto bellina che ritrovo anche a Gonnesa, che lo conferma anche. Le orbere andavano a fare la questua per il paese nelle case ricche, e descrive proprio che andavano a fare la questua Sabriora con la mantiglia e Sfiorisedasa col velo bianco, quindi una cosa anche importante, perché se usavano questa mantiglia erano persone ricche. Quindi è interessante come si vestissero a Nostrana per andare a chiedere i soldi, anche se San Mantiglio ultimamente a Sant'Antioco non è che sia ben vista, però la usavate anche voi. Quindi il giorno della festa del Sagandelora tutte queste cose che preparavano venivano appoggiate ai piedi dell'altare, e dopo la messa le candele venivano distribuite e i dolci poi venivano consumati dopo. Quindi si faceva la processione attorno alla chiesa. Sabriora Manna portava il cesto grande ricoperto da uno sciallino di seta, le candele legate con un nastro di seta bianco ricoperte da un velo bianco, un po' come c'era nella foto prima. Sabriora portava quindi le candele grandi che venivano date ai confratelli, a Espriorissasa e al simulacro, perché anche la Madonna aveva la candela, che solitamente era alta quanto lei. La processione si faceva attorno al piazzale di chiesa. Se la Madonna rientrava in chiesa con la candela accesa, vuol dire che non è annata buona, altrimenti se ritornava con la candela spenta non sarebbe stata un'ultima annata. Appunto, come vi dicevo prima, il simulacro della Madonna viene chiamato Nostra Signorella e viene descritto come vestito di bianco con un manto azzurro sulle spalle, e Espriorasa avevano anche il compito di adornarla con gli ex voto, con i gioielli che venivano messi a punto per la festa. Quindi questa per adesso è quello che ci racconta della festa.
E un'altra cosa simpatica è che viene fatta tuttora invece per Sant'Antioco, anche a simulacro della Madonna del Rosario venivano posti sto coel su alla base della statua, roba che magari adesso è rimasta soltanto per Sant'Antioco, invece prima era diffusa anche per altre feste. Ripassiamo la palla a Andrea. Allora, questo tipo di notizie ovviamente ravvivano quella che è la nostra memoria storica, però hanno anche diverse funzioni. Una è quello di dare valore a queste feste. Vi voglio raccontare una cosa che succedeva sino all'anno scorso a Quartuccio. A Quartuccio in effetti Sa Candelora è stata sempre festeggiata, però mancava un po' il senso, cioè non si capiva effettivamente chi svolgeva questa festa non capiva il senso. Vi faccio un breve esempio. L'ha detto anche Oscar, una dei Priorisseddas aveva il compito di portare Gesù Bambino, ma questo Gesù Bambino doveva essere portato in processione solo ed esclusivamente durante la festa del Sa Candelora, anche perché il Gesù Bambino poi andava a piazzarsi sul braccio della Madonna, quindi e lì rimaneva sino al prossimo anno. Invece a Quartuccio il Gesù Bambino se lo portavano appresso in tutte le processioni. Perché? E voi te quindi serve anche per dare senso e valore a queste feste. Ecco, adesso passiamo all'altro macro argomento che è il Carnevale. Sul Carnevale ci soffermeremo un po' di più perché è una festa importante. Io, come ho fatto prima, faccio un'introduzione di questo argomento e poi Oscar scenderà nel particolare. Allora, parlando di Carnevale, il Carnevale ovviamente, come tutti sappiamo, è un periodo festivo, a ricorrenza annuale. Ci sono degli studi anche molto molto importanti, per esempio Louis Zorru prende in considerazione questo storico, Peter Burke, che aveva scritto questo libro Cultura popolare dell'Europa moderna del 79, e fa uno studio e dice: vediamo dove è diffuso il Carnevale. Il Carnevale era diffuso in tutta Europa, però si registrava un maggiore interesse per tre nazioni che si affacciavano sul Mediterraneo: erano la Spagna, la Francia e l'Italia. Per quanto riguarda la Sardegna invece è una regione all'interno dell'Italia dove c'era una fortissima partecipazione per questa festa, quindi era sentita e davvero molto molto aspettata. Il Carnevale dunque rappresenta l'unico momento di festa dove la religione non c'entra per nulla. Da certe parti c'era la credenza, per esempio, che in questo preciso momento, cioè durante il Carnevale, ci si doveva abbuffare, no? In effetti poi carnem levare significa proprio levare la carne. Una volta che finisce il Carnevale si finisce con la carne, si finisce con la baldoria. Però c'era proprio un invito, culturalmente parlando, affinché il popolo si saziasse. Per esempio, tra le varie informazioni a cui ho potuto accedere, c'è un'informazione che riguarda Monastir, Sestu, eccetera, eccetera. C'è questa figura di Maria Vuntaborru ed è una figura che appare nel sonno, no? Armata di quell'arnese che si usa per fare i cestini, no? Quindi di quel come si chiama? Quel chiodo. Esatto. Addirittura esasperate con lo spiedo appare nel sonno alle persone, cioè lei tasta le pance, quelle vuote le trafigge, quindi
Questa era una particolarità. Le prime fonti sul carnevale in Sardegna le abbiamo nel periodo punico. Questa che vedete è una scultura in panchina dove sono raffigurate in basso rilievo 4 persone in atto di danza. Una di queste usa la chiamano crotoma e taurina, cioè un copricapo con le corna. E secondo un famoso studioso che è Francesco Alziatore, in questa figura si riscontrano le figure che ci sono ancora oggi del carnevale delle maschere, no? Poi gli altri documenti sul carnevale invece ce li abbiamo da metà del Settecento in poi, da un anonimo piemontese che viene in Sardegna. Questo mi sembra di averlo già detto, sì. Allora, il carnevale, come vi ho detto, non ha niente a che fare con la religione, ma parte da delle feste religiose. In certe comunità inizia addirittura da Natale, in altre con Sant'Antonio e Suvogu, in altre ancora con Sa Candelora, di cui abbiamo appena parlato, eccetera, eccetera. Poi Oscar ci dirà le varie differenze di questa zona. Allora, andiamo avanti. Cos'era il carnevale? Il carnevale era un periodo, come si dice, ogni scherzo vale, cioè c'entrava tutto, era un periodo in cui si invertivano i ruoli, i ricchi diventavano poveri, i poveri diventavano ricchi. C'era la possibilità comunque di prendersi gioco di chiunque, perché comunque era un periodo in cui veniva permesso. Era permessa anche l'espressione della libertà, della trasgressione. In Sardegna sia il carnevale delle maschere, per esempio la Sartiglia, i Boes, eccetera, eccetera, ma c'è anche il carnevale con le maschere cittadine, dove appunto ognuno si veste come vuole. Si usava molto spesso l'abito tradizionale, oppure si usava vestirsi da ricchi, si prendeva in giro le persone più importanti del paese, che potevano essere il medico, che poteva essere il prete, potevano essere Salvadora, per esempio, è una di quelle figure spesso prese in giro. Tra le varie curiosità che ho trovato, per esempio, c'è quella che tra le varie maschere cittadine è presente, per esempio, a Villa Cidro e anche nei paesi dell'Ogliastro, la figura del Sisoccadore. Viene descritto proprio come quella di Mamoiana, no? La figura con la maschera bianca, non so se l'ho messa prima, ecco questa. Evidentemente era una figura che era presente in diverse comunità sino a quando, insomma, sono state fatte questo tipo di interviste. Altre curiosità, c'era molto presente, era per esempio la maschera del cacciatore, no? Che andava tutto orgoglioso per il paese con dei topi appesi. Insomma, ci sono varie curiosità, poi Oscar ci parlerà di quelle di questa zona. Nel lavoro di Louis Orru, nel libro di cui vi ho parlato prima, viene documentato le modalità con cui le comunità sarde organizzavano le celebrazioni, no? I balli tradizionali legati al carnevale era uno dei pochi momenti dove il ballo veniva organizzato da privati in feste private, dentro case private, quindi c'era tutta una procedura per chiedere l'acquisto in anticipo, per organizzare queste feste, e addirittura anche, ce ne parlerà Oscar, per far partecipare le donne. C'era proprio una procedura particolare. Sempre nel lavoro della Orru ci sono le denominazioni e le personificazioni di cui vi ho parlato, e poi insomma
le maschere che tutti conosciamo del Carnevale sardo. Ecco, questa era una breve introduzione del Carnevale in Sardegna. Adesso Oscar ci parlerà del Carnevale qui in questa zona. Sì, allora, come abbiamo fatto per la Candelola, adesso andiamo a vedere un po' e a capire il periodo storico, il periodo che va da Agonesa. In questo caso il Carnevale iniziava il giorno dopo di Natale fino alla prima domenica di Quaresima, e il termine Carnevale stava ad indicare sia il periodo della festa, ma anche la personificazione che poi veniva a Agonesa, ad esempio, bruciata, mentre a Sant'Antioco c'era un'altra modalità. Quindi anche a Sant'Antioco in questo periodo si chiamava Carnovali, e c'era l'usanza qua a Sant'Antioco, come iniziava la festa subito a Sant'Antonio Abate, quindi a gennaio e non a dicembre come a Agonesa, di ammazzare il maiale o l'agnello per poi mangiarne le carni durante il periodo della festa. Cosa che ho riscontrato a Agonesa, ad esempio nel giovedì grasso, dove veniva ucciso il maiale e le ossa del maiale appese, messe sotto sale e poi cucinate successivamente con i cavoli bolliti, quindi immaginate che prelibatezza, no? In questo caso a Sant'Antioco ritroviamo dei gruppi di persone che organizzavano dei balli nelle sale private che si chiamavano societaris. Queste societaris avevano una struttura ben precisa, avevano una figura che si chiamava soportadori o saguira, che era colui che si occupava di portare e di guidare i gruppi mascherati durante le varie giornate di festa, o era anche colui che senza maschera invitava durante i balli pubblici le persone nella piazza per portarle poi ai vari balli, ed era anche quella persona a cui le donne dovevano chiedere il permesso per poter ballare durante le feste. Quindi immaginiamoci una sala privata come quella dove siamo oggi. Durante il periodo di Carnevale la figura del Saguira era presente, quindi per la festa una donna che veniva invitata durante il ballo per poter ballare doveva chiedere prima il permesso al responsabile del gruppo. Ed è una figura che comunque ritroviamo diffusa ad esempio in queste 4 comunità che sono state prese in esame dalla signora Monni. I festeggiamenti in generale venivano aperti da suoni di launeddas per le vie del paese, organetti, fisarmoniche, bambini con dei barattoli che correvano per le strade per avvisare la popolazione che il Carnevale aveva inizio, e quindi iniziavano le feste e tutta una serie di manifestazioni, e da spari di fucili a salve dai balconi. Questo stava a indicare che il Carnevale era iniziato e che nella piazza principale c'erano i balli pubblici. Ballo pubblico che dovete pensare che era un momento di ritrovo, un momento di comunità all'interno quindi della comunità stessa di Sant'Antioco o delle altre comunità prese in esame. A Sant'Antioco il giovedì, prima del giovedì grasso, si chiamava Sa Gioia des Gomais, quindi il giovedì delle comari, ed era anche un momento che ad esempio non ho ritrovato né a Agonesa né a San Giovanni Suergiu, ma lo ritroviamo a Porto Scuso e a Sant'Antioco. Era quel giorno dove le comari appunto si facevano degli scherzi, ma era anche quel momento di condivisione tra le varie realtà e le varie famiglie, dove si davano frittelle o ravioli in cambio. Quindi era sia un momento di scherzo, ma era anche un momento di condivisione tra le varie famiglie, roba che ad esempio, come vi dicevo prima, non ho trovato nella mia comunità. La vera festa proprio comunitaria, tra virgolette, iniziava il giovedì grasso, Giovia Arraio si chiamava, ed era Giovia Arraio, sarebbe il giovedì grasso, ed era il giorno dove si friggeva, dove si mangiavano cibi grassi, e dove solitamente si faceva un grande pranzo. Ad esempio a Sant'Antioco viene descritto come pranzo costituito da carne di agnello o di maiale, arrosto bollito con i cavoli e del sanguinaccio con l'uva passa come dolci, impreziosito da chiodi di garofano. Questa giornata diciamo che dava veramente l'incipit del Carnevale, e in questa giornata particolare uscivano maschere e si facevano le corse di cavalli, maschere che erano essenzialmente su mustaglioni, cioè vestito con vari pezzi di abiti come uno spaventapasseri, a fiura, dove gli uomini si vestivano da donna e le donne si vestivano da uomo, quindi a brettiu, cioè al contrario, oppure con il costume sardo, con l'abbigliamento da meoveddo e da nostrada, a lenzoru
quindi con le maschere fatte con il lenzuolo, una maschera che troviamo praticamente diffusa in quasi tutta l'area della Sardegna, che ritroviamo anche nell'area della zona della Catalogna e della Spagna, e anche a San Nevicara, cioè facevano finta che stesse nevicando applicandosi addosso delle palline di cotone simulando la nevicata. Quindi immaginatevi queste maschere che coprivano il volto con della fuliggine o con della farina, o in alcuni casi con ad esempio a Gonesa abbiamo Sagarrota con il cappuccio, o con delle maschere fatte di cartapesta, quindi dovevano tenere il volto coperto, anche perché molto spesso non era praticamente, diciamo che in alcuni casi era proibito. Ad esempio mia madre, che non è molto grande di età, 72 anni, lei ha fatto a tempo ad esempio a vestirsi a gatto, perché a Gonesa la maschera a lenzuolo si chiama sagatto, ok? Non so se anche voi a Sant'Antioco la chiamate sagatto, ok? Mio nonno non voleva che mia mamma prendesse parte ai festeggiamenti del carnevale, quindi lei aspettava che mio nonno uscisse di casa, si vestiva a lenzuolo e saltava dalla finestra e puntualmente beccava mio nonno in piazza e gliene faceva di tutti i colori. Rientrava prima di mio nonno e come rientrava mio nonno si lamentava con mia nonna e diceva: ma dimmi te, c'era questa qua vestita a maschera, mi ha fatto il gavettone, mi ha lanciato farina, ed era mia mamma e non gliel'ha mai detto. Quindi molto spesso la maschera serviva anche per celare l'identità della persona. Durante questa manifestazione a Sant'Antioco, quando uscivano le maschere, c'era la presenza del Surrey e Sarreina, che erano due figure che guidavano praticamente il gruppo del carnevale. Solitamente stavano su un carrettino, su un calesse che veniva trainato dalle maschere stesse, e facevano il giro del paese, che poi si spostavano nella piazza principale per i balli pubblici, dove c'era il suonatore pagato da Sassozio o comunque dal gruppo, che veniva pagato con roba da mangiare. In questo caso a Sant'Antioco veniva pagato con farina, uova, frutta secca e dolci, che all'epoca essere pagato con la farina, col grano, non era poco. Esatto, era un contratto. Ad esempio a Gonese invece veniva pagato con i soldi, a seconda quindi del paese. Essendo voi tutti qua all'epoca contadini e pescatori, era magari più facile poterlo pagare col baratto. Sì. Un'altra cosa molto bella che purtroppo si è persa in tutte le comunità erano le pariglie, le corse con i cavalli. Quindi immaginate la strada principale che all'epoca era completamente ricoperta di terra, e quindi lì partivano le pariglie. Non stiamo parlando comunque di un periodo soprattutto di inizio Novecento, sicuramente con il periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, soprattutto dopo che hanno iniziato a asfaltare le strade, si è smessa l'abitudine delle corse con le pariglie, e raccontano che venivano annunciate da uno squillo di tromba, dove i cavalieri poi partivano e facevano le acrobazie sopra i cavalli. Un'altra giornata importante del carnevale era il martedì grasso. Anche qui ritroviamo le maschere, ritroviamo i vari gruppi mascherati sia nelle feste pubbliche che nelle feste private, e compare una figura durante questo giorno, un fantoccio, la personificazione del carnevale. Ad esempio a Gonesa veniva rappresentato con degli abiti vecchi ricoperti di paglia, cioè ripieni di paglia e di rami, con dei grandi baffi, e veniva posto sopra un carretto. Anche a Sant'Antioco c'era la personificazione del carnevale. Personificazione del carnevale che veniva portata in giro per il paese come se fosse una sorta di processione, dove davanti a questa figura, davanti a questo carretto, c'era la figura del prete, sempre vestito a maschera, del giudice e dell'avvocato, figure che erano essenziali per questa manifestazione, perché una volta che si faceva il giro di Sant'Antioco, non per altro, ma per recuperare vino che poi si bevevano in piazza e dolci, le figure poi del prete, del giudice e dell'avvocato servivano perché al fantoccio veniva fatto il processo. Ad esempio, a Gonesa veniva portato nella piazza principale e al centro della piazza veniva posto un cumulo di legna dove il fantoccio veniva legato, il prete lo benediva a frastimusu. Me ne ricordo uno che, ad esempio, per Gonesa c'è scritto, fa ridere, che gli dice: come ti andare a Sugerevo in su monti, ai citi indiani di Susciolove del Savronti. Cioè, e lì il prete lo benediva. In questo caso il prete benediva, l'avvocato cercava di difenderlo perché comunque veniva condannato a morte, perché erano convinti che
questa personificazione avesse portato del male nel paese, che avesse sedotto e fosse andato a letto con le donne del paese, che tutto il male del periodo dipendesse da lui, quindi doveva essere ucciso. A Gonesa veniva messo a rovo, a Sant'Antioco invece veniva annegato al porto, nell'acqua. Era più semplice, trovate l'acqua, a noi ci veniva male portarci l'acqua dentro il paese, invece lui ce la trovate già. Quindi il martedì grasso finiva a mezzanotte la festa, perché poi iniziavano le ceneri. Il giorno dopo c'è un piccolo, 2 giorni dopo, giovedì, che si chiamava Giovedì di Sarrastus, cioè il giovedì di quello praticamente si festeggiava, si mangiava il giorno dopo le ceneri gli avanzi del martedì grasso, e poi fino alla prima domenica di Quaresima tutti in chiesa. La domenica di Quaresima invece cosa facevano? La pentolaccia. Cercavano sempre comunque di trovare delle occasioni anche in Settimana Santa e anche in Quaresima, scusate, per poter festeggiare. Pentolaccia che si chiamava Su Dominico de Sere Spingiaras, che a Gonesa veniva fatto anche il giorno prima, si festeggiava sia il sabato che la domenica. A Gonesa piaceva fare le feste, non avevano occasione, dopo che uscivano dalla miniera festeggiavano. È divertente che come veniva svolta questa giornata, oltre al fatto che banchettavano, quindi c'era sempre l'occasione comunitaria del pranzo, della cena e dei balli pubblici, venivano legate 3 pentole di terracotta, 2 riempite con grano, con dolci, frittelle, delle piccole colombe che poi comunque chi rompeva la pentola se la prendeva, e una c'è scritto che veniva messa acqua, cenere, dei piccoli topolini, quindi immaginate se la pentolaccia veniva rotta in casa. Per Gonesa ad esempio ho ritrovato un documento dove parla di un incidente appunto durante la pentolaccia, dove una ragazza è stata ferita con il bastone durante la manifestazione. Quindi immaginiamo poi subito dopo alla mezzanotte finiva, e quindi bisognava mantenere un rigore perché comunque eravamo nella Quaresima, e da lì poi iniziava tutta un'altra serie invece di usanze e di tradizioni legate poi alla Quaresima e alla Settimana Santa. Prego. Volevo solo aggiungere, insomma, mi fa piacere che molte persone annuiscono a quello che stiamo dicendo, vuol dire che effettivamente ancora rimane nei vostri ricordi, insomma. È interessante quello che ha detto Oscar per quanto riguarda i balli, no? C'era questa figura, questa zona su Ortadori, no? Mi sembra che proprio a Gonnesa, ancora prima di portare le donne alla sala privata di balli, doveva passare dal sindaco, perché il sindaco per questioni di ordine pubblico doveva capire chi fossero, quindi il sindaco era l'unica persona, a parte i portatori, a conoscere l'identità di queste ragazze. E la figura di Re Giorgio o Canciofari è presente dappertutto. In alcuni casi si annegava, in alcuni casi si bruciava. Per esempio da noi c'era tutta una procedura particolare e anche simpatica, ve lo voglio raccontare. A un certo punto da noi non veniva bruciato, però veniva liberato dal male. E quindi cosa si faceva? A Re Giorgio saliva sul palco su Dottori, quello che era travestito da dottore, gli faceva una iniezione, un'anestesia con le salsicce. E quindi poi gli faceva un'operazione alla testa, scoperchiava la testa e da lì uscivano degli uccellini, solitamente dei passerotti. Invece a Serargius l'operazione la subiva in pancia, veniva aperta la pancia e dentro c'erano dei zizziculas. E niente, continuiamo adesso con l'altro argomento, che è quello della Quaresima. La Quaresima ovviamente lo sappiamo tutti, è un periodo di 40 giorni che precede la Pasqua, dedicato alla riflessione, alla preghiera, al digiuno. Si inizia col rito del mercoledì delle ceneri, no? Si bruciano le palme dell'anno precedente e da quello che rimane, insomma, si usa per fare la croce in fronte ai fedeli.
E poi insomma inizia la settimana santa, inizia con la benedizione delle palme, dei rami di ulivo con le palme. Io non so se credo che si faccia ancora anche a Sant'Antioco. E poi ci sono quelle del giovedì santo, dove la messa in cena domini si rievoca l'ultima cena, c'è l'istituzione dell'Eucarestia e c'è anche la lavanda dei lieti, no? In Sardegna poi, ma non solo in Sardegna, ma tutta nelle zone ispanizzate, c'è il rito della preparazione del sepolcro, no? Su Nenniri, non so se su Nenniri riccamente addobbato, che sono questi steli di grano o di altre granaglie fatti crescere al buio, quindi vengono su bianchi e poi vengono addobbati con dei nastri colorati, dei fiori colorati, e servono appunto per allestire il sepolcro di Gesù Cristo all'interno della chiesa. Poi c'è il Venerdì Santo, la Via Crucis, la presentazione della Passione di Cristo, insomma qui vicino all'Iglesias ci sono tutti i riti ancora vivi legati a queste rappresentazioni. E poi c'è il Sabato Santo. Il Sabato Santo è quello che a me ha sempre interessato di più, che è il giorno del silenzio, della riflessione assoluta, non si celebrano neanche le messe, addirittura le campane vengono legate. Non so se si usava fare anche qui, insomma deve regnare il silenzio, nessuno strumento musicale deve suonare, però entrano in scena gli strumenti fonici, cioè quelli che fanno rumore, i sarranetas, i matracas, no? E venivano usati perché si aveva paura che durante la morte di Gesù Cristo il paese, le case potessero essere impossessate dal male, dal diavolo, eccetera, eccetera. Quindi attraverso questo rumore era un metodo per scacciare appunto il male. E sicuramente Oscar ce ne parlerà. In Sardegna ovviamente tutto ha un sapore diverso, perché ogni comunità ha teso nel tempo a cambiare certe cose. Prego Oscar. Allora, come abbiamo visto anche prima, e come Andrea comunque adesso ci ha fatto notare, il fatto della vicinanza di Iglesias, comunque una città così importante, ha influenzato moltissimo l'aspetto culturale di tutto il territorio. Poi vabbè, Sant'Antioco in particolar modo è legato ad Iglesias per alcune vicende che conosciamo, magari dopo ne approfondiamo qualcuna. Per quanto riguarda la settimana santa, comunque Iglesias ha una forte tradizione di origine spagnola. Abbiamo la confraternita di hermanos con abiti da penitenti che ritroviamo simili nelle aree, soprattutto dell'area della Catalogna. Anche la matraca stessa, quando ho vissuto a Barcellona durante la settimana santa, mi è capitato di vedere la processione del giovedì santo, dove i confratelli vestiti in abiti da penitenti suonavano sta matraca. Infatti, come l'ho vista, ho detto mi sento a casa. In questo caso la Quaresima iniziava dal mercoledì delle ceneri, su mercoledì de Suginijo, mercoledì de Ginijo, dove il prete con i chierici e i chierichetti si occupavano di recuperare le palme dal paese, che venivano poi bruciate, quindi imponendo le ceneri durante il mercoledì. Si utilizzava anche la palma del prete, che a Sant'Antioco chiamavano suvassiu o savalme suvassiu, che era praticamente la palma del prete, che solitamente era la più alta e la più lavorata. Purtroppo, ad esempio, in famiglia mio nonno le sapeva fare, io non ho imparato a fare le palme perché ero troppo piccolo quando poi non se n'è andato, altrimenti è quella una delle tradizioni che si è persa. Ma credo che a Sant'Antioco tuttora ci siano persone che sappiano lavorare, ma c'erano delle lavorazioni particolari tradizionali, a lugetta, a croce, a seconda appunto della tipologia della palma che si voleva lavorare. A Gonnesa, ad esempio, per utilizzare la palma del prete, che era la più bella, o anche Sarrame Sarviolissa, che era quella che si occupava poi di vestire il simulacro della Madonna il venerdì, il giovedì santo e poi anche per Pasqua, tagliavano la palma diversi giorni prima, forse 2 o 3 settimane prima, e la mettevano sotto il letame.
in modo tale che la palma diventasse bianchissima e non prendesse colore. Poi naturalmente veniva lavata, però serviva appunto per lasciarla bianca. Tutta questa cosa, ritornando al mercoledì delle ceneri, a Sant'Antioco si credeva che l'imposizione della cenere durante il mercoledì cancellasse i peccati e i segni lasciati dalle maschere della settimana del carnevale, quindi come se fosse una parte durante il carnevale, anche perché durante il carnevale ne succedevano, soprattutto durante i balli. Adesso ricollegandomi un attimo al carnevale, c'erano diversi modi di ballare, c'era il ballo sardo, c'era Samonferrina, che era una sorta di quadriglia che si ballava praticamente in tutta l'area del sud, e si praticava anche sul Baleogai, quindi dove le coppie venivano divise da una persona, solitamente un uomo, che prendeva la dama della persona con cui stava ballando e si cambiava. In famiglia, ad esempio a Gonnesa, si racconta che il mio bisnonno, arrivando in piazza, aveva visto mia bisnonna ballare con un altro uomo, proprio facendo sul Baleogai, lo accoltellò in pancia, nascose il coltello sotto le varie gonne che aveva mia nonna, la prese ballando e le disse balla e andiamo via. Oppure un racconto di una signora che era vedova, che si era messa a ballare in piazza vestita da gatto, da lenzuolo, con un'altra maschera, e poi andò a confessarsi dal prete per iniziare la Quaresima, e le disse: su vicario, io devo confessarle una cosa, io sono vedova ma mi sono messa a ballare. E su vedi Danna, lo so, ha ballato con me. Era il prete vestito da gatto che si era messa a ballare con lei, e quindi anche se non voleva dirglielo, su vedi riusciva già. In Quaresima, la domenica prima della domenica di Pasqua, della domenica delle Palme, veniva chiamata su Dominico de Passioni. In questo caso i simulacri venivano coperti da drappi viola, tutto ciò che era rappresentazione sacre venivano coperte, quadri, statue, venivano tutte coperte a volte da questi drappi viola, anticipando quindi la Domenica delle Palme, che era proprio l'inizio della settimana santa. Quindi in questo caso abbiamo tutta la benedizione delle palme, la processione che si faceva con la benedizione, tutta la parte poi legata alla religiosità. In tutti i paesi che studia appunto Gregoria durante questa tesi veniva chiamata Sacira Santa, quindi in tutti i paesi ha la stessa denominazione. E qui in settimana santa iniziava il digiuno che prevedeva diversi alimenti come aringhe, baccalà bollito, minestre di legumi, favi, cardi e stoccafisso con patate. Io sarei morto perché non mangio niente di questa roba praticamente, però questi erano i piatti, i menù che prevedeva appunto la settimana santa, quindi niente carne o derivati dalla carne, anche se poi il pesce alla fine mentalmente vabbè. Il giovedì santo invece era la giornata dove si entrava praticamente quasi nel clou della settimana santa, si preparava su sepolcro, cioè il sepolcro dove veniva adagiato poi il simulacro e il Santissimo dopo che si faceva la messa, veniva addobbato con dei tappeti, con i nenili o dei piccoli fiori bianchi anche, su nenili che veniva fatto a inizio Quaresima e messo al buio sotto le prime da piccolo, mia nonna che lo metteva sotto il letto, oppure con del cartone attorno per farlo crescere alto e bianco. Nenili che ad esempio ritroviamo a Barisardo, che ha tutta un'altra funzione, che si utilizza per San Giovanni, quindi a giugno, e non per la settimana, cioè si utilizza anche per la settimana santa, ma lo ritroviamo anche poi per la festa di San Giovanni a giugno, che viene lanciato e buttato nel mare come offerta. In questo caso a Sant'Antioco raccontano che fino più o meno agli anni 50, nel 1950, il giovedì santo veniva portato dopo la messa, e quindi dopo che si era portato il Santissimo, anche il simulacro del Cristo morto già da giovedì all'interno del sepolcro con la dolorata dietro. Simulacro che veniva adornato con una corona di fiori viola e bianchi sul capo. Questa cosa mi è piaciuta moltissimo perché è una cosa veramente bella, immaginare il simulacro del Cristo morto. Solo a Sant'Antioco viene raccontata, perché negli altri paesi non c'è traccia di questa usanza. Abbiamo tutte altre usanze noi per il giovedì santo. Corona di fiori che poi
Se andiamo a vedere anche nelle foto d'epoca ritroviamo anche in utilizzo a Sant'Antioco, perché nelle foto più antiche durante le processioni vediamo Sant'Antioco con una corona di fiori bellissima in testa, usanza che è completamente persa, che sarebbe bello riportare oltre che durante la festa di Sant'Antioco anche per la settimana santa. E qua raccontano che a Sant'Antioco dal giovedì veniva posto un piatto d'argento davanti al Cristo morto, e questo piatto serviva per raccogliere le offerte che naturalmente andavano alla confraternita, che era obbligata a rimanere in veglia fino alla mezzanotte del giovedì davanti al Cristo morto, e i soldi che venivano raccolti durante il giovedì servivano per comprare la cena alla confraternita, che doveva rimanere praticamente lì tutto il giorno a pregare e a vegliare davanti al sepolcro. Interessante è anche tutta una serie di canti popolari legati al giovedì e al venerdì santo. In questo caso per Sant'Antioco riporta una serie di glossus, di canti dedicati alla Madonna. Il primo pezzo dice Filus qui voles formai te lagrima dusarius is cruelis dolori mius un vago contemplai, e c'è proprio veramente tutta la parte dedicata al canto e al culto della Madonna della Dolorata, che poi ritroviamo anche nel Venerdì Santo. Venerdì Santo che assieme al Giovedì Santo non prevede l'utilizzo delle campane, quindi le campane vengono letteralmente legate, prima essendo suonate a mano venivano legate, e al posto delle campane troviamo elementi come samatracca, isarraganedas, oppure non so se anche da voi si usava, a Gonnesa ad esempio c'era una tavoletta di legno con dei pestelli. Samatracca per noi è questa, ce n'era un'altra che assolutamente suonavano anche i confratelli, che praticamente ha un'impugnatura e viene girata così e dà dei battacchi di ferro che suonano e veniva suonata ad esempio il venerdì santo a mezzogiorno al posto delle campane sul sagrato della chiesa. Questo forse ho fatto tempo a conoscerlo anche io da bambino, poi si è completamente persa come usanza. Viene fatta una piccola messa durante il venerdì santo che la credenza popolare chiamava Samisse Giura, cioè la messa di Giuda, perché essenzialmente non era una messa vera e propria, perché non si faceva la comunione, ma si leggevano dei passi biblici del Vangelo, appunto, che raccontavano la morte di Cristo. Quindi le persone credevano che il prete non finisse la messa perché voleva rappresentare il tradimento di Cristo da parte di Giuda. In realtà aveva tutta un'altra funzione legata appunto a questa tradizione. Da mezzogiorno alle 3 c'era la funzione che si chiamava i 3 horas de agonia. In queste 3 ore le persone che si trovavano in chiesa assistevano appunto al prete che dal pulpito leggeva i passi dedicati appunto alla morte e alla Via Crucis essenzialmente, e si faceva sicravamentu, cioè la crocifissione del simulacro del Cristo, e suscravamentu. Una volta che finiva alle 3 e quindi c'era il Cristo ufficialmente per le letture era morto, veniva posizionato all'interno di una lettiga ricoperto poi con un tulle. La corona di spine, non so se si fa ancora, veniva tolta e messa sul capo della Madonna a Sant'Antioco. Lo racconta proprio così, roba che a Gonnesa invece non si usa. Veniva proprio tolta dal simulacro e messa in testa alla Madonna. Quindi stiamo parlando di usanze che non si fanno più almeno dal 1950, quindi stiamo parlando di diverso tempo. Subito dopo c'era la processione del Cristo morto, che si chiamava Sa Processione di Adamu, un nome particolare che ritrovate anche a Gonnesa, mentre l'Iglesia la chiamano Descenso, in altre parti la chiamano la processione di Cristo morto. Qua aveva proprio un nome particolare, Sa Processione di Adamu. Apriva la processione un uomo che portava una croce, un penitente, che poteva essere anche una donna, tanto erano incappucciate e non si vedevano, molto spesso andavano anche scalzi per fare promessa. Ad esempio a Gonnesa la processione veniva aperta su matracconi, cioè avete presente la matracca piccolina? Era così grande e veniva suonata da 2 persone. A Iglesias le usano tuttora, ce ne sono molte di queste matraccas, roba che ad esempio non li troviamo qua a Sant'Antioco, non c'era la presenza dei matracconi, quindi avevamo la processione, sì, però non è raccontato nei tempi antichi, non è commentata. Io quello che vi sto raccontando è quello che viene fuori dalle interviste degli anni 70.
Quindi magari se c'è adesso, o magari le persone che sono state intervistate non le hanno conosciute e non le hanno raccontate, però in questo caso abbiamo anche la testimonianza del prete, quindi è molto attendibile in questo caso. Esatto, bisogna sempre tenere presente che stiamo parlando di interviste degli anni 70, di tradizioni, di manifestazioni che ormai sono completamente cadute in disuso, la maggior parte anche nella memoria delle persone. Come vi dicevo prima, a Sant'Antioco, quindi dietro la croce, c'era il sacerdote in paramenti neri e il Cristo all'interno della lettiga, sotto un baldacchino che si chiamava Susa Baccellu. Questo baldacchino, il Cristo morto era portato in spalla dai confratelli, dietro i confratelli c'erano i bambini vestiti di bianco e poi subito dopo la Dolorata, che viene descritta appunto con un manto di seta nero e una corona di spine in testa. E poi interessante questo particolare, appunto, che parlavamo prima del fatto che a Sant'Antioco ci fossero molti pescatori, dice che a chiudere la processione c'erano tutti i pescatori con delle lampade accese che illuminavano la processione, ed è un passaggio molto particolare. A Gonesa pescatori non ce n'era manco uno, pescatori che ad esempio erano gli ultimi a lasciare la chiesa quando veniva portato il Cristo morto in basilica, ed erano gli ultimi che dovevano andare fuori dalla chiesa quando tutte le persone erano andate via, non potevano andare via prima dalla chiesa per tradizioni. E poi interessante che dice che fino al 1948 la famiglia Perret di Sant'Antioco aveva l'usanza di strofinare delle erbe aromatiche sopra il simulacro del Cristo morto, che poi sopra le piaghe appunto del simulacro del Cristo morto, e le distribuiva ai fedeli. Ed era quasi come se fosse il ricordo degli unguenti che usarono sul Cristo morto prima di deporlo nel sepolcro. Ed è proprio interessante che proprio solo la famiglia Perret fino al 1948 aveva il compito a spese proprie di fare di questa tradizione, di questo rituale. Non so se ci siano ancora delle famiglie con questo cognome a Sant'Antioco. Qua parla, ecco qua, legate alle miniere, esatto. Quindi finita la processione c'era il sabato santo di silenzio, sabato santo che serviva appunto alla confraternita per preparare il simulacro del Cristo morto, del Cristo risuscitato, quindi con la bandiera eccetera, dove le donne svestivano dagli abiti da lutto la Madonna, la vestivano con gli abiti da festa, la vestivano di ori, la preparavano appunto per la processione, e in questo caso poi durante la messa del sabato santo, quindi dove poi si suonavano nuovamente le campane, dove poi il Cristo si cantava il Gloria eccetera. È interessante dei passaggi che ad esempio erano diversi paese per paese. Quando in paese le persone sentivano di nuovo le campane e quindi si sapeva che il Cristo era risuscitato, c'era l'usanza ad esempio a Sant'Antioco di sbattere sopra le porte, sopra le finestre, un pezzo di pertica di vite. Esatto. Questa usanza abbinata ad una filastrocca serviva per cacciare il demonio da casa. E ad esempio a Sant'Antioco erano tutti, per paese era diversa. A Sant'Antioco si recitava: a terra sugani giureu che Gesù Cristo torna su cielo, a terra o ganimao che Gesù Cristo in cielo storrao. E poi c'era anche l'usanza di lanciare dalla finestra dei piatti vecchi, usanza che invece a Gonesa si fa per Capodanno, rompere il vecchio per iniziare il nuovo. In questo caso invece veniva rotto per Capodanno, per Pasqua. Il giorno dopo naturalmente la processione della Domenica di Pasqua, che credo che sia forse l'unica cosa che è rimasta praticamente invariata, dove la Madonna esce dalla chiesa con il capo ancora coperto con il fazzoletto nero, con il velo nero, che poi viene tolto durante... Da voi non si usa così? Ok, perfetto. Da noi invece la Madonna esce di chiesa con il velo nero in testa. Lo toglie una volta che si incontra in piazza, dopo che fa l'incontro di Pasqua. Quindi fino a che il simulacro del Cristo risorto non è vicino a quello della Madonna, la Madonna rimane sempre col velo nero. Esatto. E ad esempio a Gonesa c'è proprio la figura dei due spiriolissasa, una che era quella che la vestiva e una era quella che durante l'incontro di Pasqua doveva levare il velo nero dalla testa della Madonna. Esatto, poi c'è tutta una serie di trenchini e cose varie, e poi i guetti, i suoi spari, per poi ritornare in chiesa.
E questa è la Quaresima della settimana santa di Sant'Antioco. Prego. No, in effetti devi parlare tu di Sant'Antioco. Allora, io e Oscar abbiamo deciso di uscire un attimino fuori dalla tesi e di parlarvi di alcune documentazioni che abbiamo trovato della festa di Sant'Antioco, documentazioni antiche che riguardano il 500 e il 600. Prego. Subito, così riproveriamo. Abbiamo la slide di Sant'Antioco. Ho detto, no, non è qui adesso. Più avanti, si vai avanti. Vai. Ok, eccoci, vai avanti. Perfetto. Allora, sì, giusto un piccolo passaggio perché è strano, ma durante la fase di inchiesta non è stata menzionata la festa di Sant'Antioco, forse perché era più indirizzata a un momento ben preciso, forse anche per accomunare tutti i paesi che sono stati presi in esame. Però, essendo anche quasi ormai in area di festa, a maggio praticamente abbiamo la festa Sant'Antioco, vi faccio piacere anche con Andrea dire anche due notizie sul santo. In questo caso abbiamo un'immagine di Sant'Antioco un po' insolita, bianco. Questa immagine fa parte di un trittico conservato nella cattedrale di Trattalias ed è piccolino così, veramente piccolino, risale al 1592 più o meno. Al centro c'è la Madonna di Montserrat, San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista e piccolino sotto Sant'Antioco. Perché Sant'Antioco? Perché comunque era il patrono della Sardegna, era uno dei santi più venerati e delle feste più importanti di tutta la Sardegna. Mi è passato per mano questo piccolo libricino che venne pubblicato diversi anni fa da professor Piola e da Villani, da Grazia Villani di Iglesias, su questo piccolo quadernino che venne ritrovato nel capitolo di Iglesias del 1615. Quindi in questo caso abbiamo una visione iglesiente sulla festa di Sant'Antioco, per quello che prima vi ho detto, questi iglesienti un pochino così, no? Però essenzialmente abbiamo una cronaca del ritrovamento delle reliquie da parte di uno sconosciuto, perché comunque non si firma nel libretto ed è completamente scritto in catalano, quindi in spagnolo. E recita così: relazione del ritrovamento del corpo del beato Santo Antioco Sulcitano e della festa che la città di Iglesias ha organizzato per il detto santo ritrovamento. Quindi siamo appunto nel 1615, il 18 del mese di marzo, siamo nella chiesa appunto di Sant'Antioco con l'arcivescovo di Cagliari, Don Francesco d'Esquivel, che era anche vescovo della città di Iglesias, e qua parla appunto che assieme ad alcuni padri della Compagnia di Gesù e altri religiosi